Una buona serata, ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori, benvenuti anche quest'oggi a TV7 Match. È stata una settimana particolarmente intensa, quella che si sta per chiudere, tanti avvenimenti, il referendum per l'autonomia di Veneto e Lombardia, ma poi in questi ultimi giorni, ieri l'approvazione della legge elettorale, quest'oggi poi la nomina, la riconferma di Ignazio Visco alla guida di Banca Italia. Insomma, tanti temi che affronteremo questa sera nella nostra trasmissione. Gli ospiti ve li presento subito. Inizio come sempre dalla mia sinistra. Abbiamo Erika Baldin, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Buonasera a lei, grazie di essere qua. Siamo in attesa che ci raggiunga Fabrizio Boron, consigliere regionale della Lega Nord, e poi abbiamo l'onorevole Jessica Rostellato del Partito Democratico. Buonasera, grazie anche a lei di essere qua. Al suo fianco Enzo De Biasi, del Comitato Riscossa Civica contro il referendum Farlocco. Buonasera anche a lei. A tutti. Il nostro editore Ermanno Casen. Buonasera Ermanno. Al suo fianco Andrea Arman, è un avvocato, presidente del coordinamento Don Torta, no? Di cui abbiamo avuto modo di parlare della questione delle banche. Al suo fianco Graziano Azzaline. Buonasera Azzaline, grazie anche a lei di essere qua, consigliere veneto, consigliere regionale del Partito Democratico. Allora con loro questa sera affronteremo questi temi legati all'attualità della politica, ma parleremo anche, come sempre, delle nostre, come di consueto, ricorrenze storiche. E anche qui ne abbiamo di importanti. Come sempre le introduciamo con una piccola sigla, Memorandum. Memorandum. Storia e memoria. 23 ottobre 1956. Inizia la rivoluzione ungherese. Migliaia di persone scendono in piazza contro il regime sovietico. 24 ottobre 1917. Inizia la battaglia di Caporetto. Sarà ricordata come la più grande disfatta dell'esercito italiano. 24 ottobre 1929. Il giovedì nero di Wall Street. È l'inizio della più grave crisi economica e finanziaria degli Stati Uniti. Avrà ripercussioni in tutto il mondo. E allora eccoci qua, insomma ci sono delle ricorrenze piuttosto importanti, ci sono i 100 anni di Caporetto che sono stati celebrati nel corso di questa settimana, ma noi apriamo questa nostra parte di memorandum con appunto la rivoluzione ungherese nel 1956, con l'arrivo poi dei carri armati russi, sovietici, e con varie ripercussioni. Allora noi ricordiamo, intanto introduciamo, diciamo così, questa ricorrenza con un breve filmato dell'Istituto Luce e della settimana Incom. Sentiamo. Questa è la cronaca dell'epica e mortale lotta sostenuta da un popolo per il proprio riscatto. L'impassibile occhio della macchina cinematografica ha fissato queste immagini perché il mondo civile sappia e mediti. Il 23 ottobre le scintille di libertà accesesi in Polonia infiammano la fiaccola della riscossa ungherese contro un lungo e durissimo selvaggio. Come tante volte nella storia dell'umanità, sono generose mani di studenti ad impugnare quella fiaccola. A quei giovani, con un moto che si propaga spontaneo e fulmineo nella grande metropoli, si affiancano migliaia e migliaia di operai, impiegati, professionisti, giovani e vecchi, persino dei bimbi, persino i malati. L'intera Budapest reclama che al paese vengano restituite la dignità di nazione e l'indipendenza. La folla intona gli inni della patria e le note della Marsigliese. Sull'onda di un ancora pacifico entusiasmo il popolo abbatte la colossale statua di Stalin, quasi ad infrangere il simbolo materiale della durissima occupazione straniera. Ci si accanisce contro la mastodontica effigie e nell'opera di distruzione si avverte lo sfogo di sentimenti troppo a lungo soffocati. Poi improvvisamente gli eventi precipitano. Il primo segretario del Partito Comunista Ungherese, Gerl, tiene alla radio un discorso che delude pienamente le grandi speranze accesesi nei cuori.
Un folto gruppo di cittadini si dirige verso la sede radiofonica. Qui viene accolta dal micidiale fuoco della politica. Cadono le prime vittime della gloriosa rivolta d'Ungheria. Con sublime eroismo, il popolo tutto, armato di fucili, pistole, nella migliore delle ipotesi di qualche mitra, con impressionante furore si slancia contro i carri armati sovietici che sono nel frattempo intervenuti come per incanto, dovunque sorgano le barricate. A migliaia cadono i patrioti, ma i vuoti vengono immediatamente colmati. La radio governativa alterna promesse di indulgenza a truci minacce. Si indica un termine ultimo per la resa dei rivoltosi. Il termine viene più e più volte procrastinato. Ma per il popolo d'Ungheria, infiammato dal magnifico miraggio della libertà, la parola resa non ha più nessun significato. Insomma, fu un periodo e possiamo dire, la repressione particolarmente cruenta. Azzalina, lei cosa ricorda di questo? Io non ero ancora nato, insomma, in qualche modo ho letto di questi fatti tragici che hanno contrassegnato quell'epoca storica. Bisogna però dire che si era in piena guerra fredda, all'indomani del secondo conflitto bellico, insomma in qualche modo l'Ungheria apparteneva al patto di Varsavia e lì c'era un ferreo controllo, insomma, per cui era intollerabile, per i blocchi perdere pezzi. Allora, insomma, penso che siano dei fatti tragici con il senno di poi, ma anche, insomma, da una sempliceità per quel che mi riguarda sono fatti che hanno in qualche modo testimoniato un po' gli errori, gravi errori, di quel movimento, e insomma vanno condannati sotto tutti i profili, insomma, ecco. Quindi allora si giustificavano, ma subito dopo quei fatti anche leader discussi sotto un certo profilo, pensiamo a Togliatti, insomma in qualche modo cominciò quel processo di revisione e anche di autocritica che in qualche modo segnò, insomma dal 56 si ricorda, insomma, sono usciti dal Partito Comunista parecchie personalità. Il manifesto dei 101, insomma, voglio dire, personaggi Vittorini, Aimonino, insomma, voglio dire, di tutte, della cultura, della letteratura, insomma, cioè che in qualche modo facevano parte di quel movimento, e quei fatti hanno contrassegnato una rottura proprio sul piano politico e culturale. Ma da lì poi in avanti la storia cambiò anche per il Partito Comunista Italiano, ma non solo per quello, insomma, un po' per il movimento in generale, insomma, ecco, quei fatti segnarono molto il movimento, insomma. Certo, De Biasi, allora come fu accolta la cosa qua in Italia? In Italia, secondo, ebbe un riflesso anche e soprattutto sul Partito Socialista, nel senso che le vicende comuniste portarono, a parte gli intellettuali, anche tipo a Pintor, ad altri che poi diedero luogo, ad altri intellettuali che diedero luogo al manifesto poi più avanti. E invece il Partito Socialista ebbe la fortuna che l'Avanti aveva Luigi Fossati, quale era un giornalista che era in loco, e sull'Avanti scrisse esattamente quello che successe, naturalmente anche poi con l'invasione dei carri armati sovietici. Questo ebbe una conseguenza non di poco conto, perché chi ricorda com'era la geografia politica all'epoca, il Partito Socialista si era schierato nella famosa lista di Garibaldi assieme al Partito Comunista, e per certi aspetti si erano addirittura ribaltate le posizioni. Il Partito Socialista aveva raccolto più voti del Partito Comunista, poi alle prime elezioni libere fatte in Italia dopo la Costituzione ci fu un rovesciamento della posizione, e Nenni colse l'occasione per distinguere il Partito Socialista e fondare all'interno del Partito Socialista la sua corrente di autonomia socialista, che poi nel tempo portò a Craxi. Dall'altra parte vi fu un'altra corrente che in maniera un po' spregiativa venne chiamata i carristi, cioè quelli che invece erano molto ligi, volevano ancora una collaborazione organica col Partito Comunista. E questa è una prima riflessione. Poi una seconda riflessione di tipo storico, che però coinvolge il ragionamento che faceva anche Azzalin, è che in una direzione del Partito Comunista
del 30 ottobre, se non ricordo male, del 56, Palmiro Togliatti dice la famosa frase, condannando ovviamente coloro i quali dissentivano. Tra coloro i quali dissentivano poi ci fu anche un gruppo tipo Giolitti che uscì e andò nel Partito Socialista e poi fu uno dei grandi, diciamo, dei ministri dei primi governi del centro-sinistra. La famosa, anche se i tuoi sbagliano, siccome tu sei un'alleanza devi stare da quella parte. Quindi Togliatti, come sempre, aveva lucidamente. Sullo scenario internazionale poi gli Stati Uniti, benché sapessero, non intervennero perché giocava già la ripartizione che, poiché quelle terre facevano parte, quei paesi, del blocco sovietico, potevano far di tutto, ma quello era una specie di affidavit all'URSS e quindi il rispetto del patto di Yalta, e su questo siamo rimasti inchiodati fino al 1989. Enrica Bollettina, un'insurrezione che nasce da una manifestazione dei giovani, degli studenti. Sì, io sono nata molti anni dopo sì, no, certo, quindi... non è quello, però è più che altro una considerazione, no? Sì, il fatto che... sono fatti che vanno ricordati assolutamente, proprio perché insomma è giusto che certi episodi non si ripetano, quindi tutto quello che è successo storicamente va sempre ricordato. La storia è importante, è maestra di vita, a mio modesto parere, e anche oggi quello che succede, insomma, lo vediamo in Catalogna ad esempio, deve farci riflettere. Sono immagini forti che fanno male. Certo, magari dopo ne parleremo un po' meglio. Sì, certo. Intanto salutiamo Fabrizio Borona. Buonasera Borona, consigliere regionale della Lega Nord che ci ha raggiunto. Allora, è arrivato, io la faccio anche intervenire allora su questa rivoluzione ungherese, no? Una manifestazione, un'insurrezione di piazza. Ricordiamo che da questa rivolta furono 250.000 credo gli ungheresi che lasciarono il paese, no? Cosa si può dire oggi ricordando l'inizio di un movimento di popolo così... Beh, che senza entrare magari nel dettaglio storico di quello che voleva dire quella rivoluzione, forse è da ricordare che quando il popolo si muove nulla lo ferma, e questo per far conto poi di tutto quello che saranno i discorsi, credo che nella serata si svilupperanno. Insomma, il popolo che si muove, nel caso specifico rivoluzioni, in altri casi con le urne elettorali, ma che quando si è ciechi, si è sordi, non si capisce cosa bolle in pentola, ovvero io quando cerco di spiegare qualche problema dico sempre che se una pentola bolle non devi metterci il coperchio sopra, ma devi spegnere il fuoco, altrimenti non riesci a fermare il ribollio che c'è dentro. È questo, cioè le rivoluzioni sono il tentativo di cambiare una situazione che sembra non modificabile. C'è chi non ha avuto la possibilità di farlo nell'urna, e quando non si concede la possibilità di farlo nell'urna, quindi legalmente, con l'espressione democratica, chi pensa che si possa fermare, chi pensa che si possa mettere un tappo nella bocca alle persone, ottiene quello che è successo nel caso in Ungheria, ma sentivo poco fa si parlava di Catalogna, quello che sta succedendo anche in Catalogna, a Barcellona, o quello che è successo anche in molte altre situazioni e occasioni, insomma, non dimentichiamolo. Certo, Jessica Rostellato. Allora qui i partiti italiani, prima De Biasi ha un po' introdotto il discorso, non tutti furono pronti a condannare, non so, perché lei è giovane, quindi... Io non ero proprio... Mia madre era proprio appena nata, quindi ovviamente non posso ricordarlo. Sì, insomma, da quello che ho letto fu sicuramente una situazione sicuramente molto grave, e che cambiò l'idea comunque di tutto l'Occidente nei confronti di quello che era, diciamo, l'Unione Sovietica, proprio perché videro non
non solo queste immagini, ma soprattutto queste centinaia di migliaia di persone che furono costrette a lasciare il loro paese proprio perché chiedevano un cambiamento della storia in qualche modo, cioè erano stanchi probabilmente di quello che era lo status quo e giustamente si ribellarono in qualche modo per cercare di cambiarlo. Questo, come molti altri casi, fu gestito in maniera, diciamo, non molto rispettosa quindi delle libertà dei cittadini. Purtroppo, come si diceva, ancora oggi ci ritroviamo a vedere ancora magari non situazioni così gravi, ma comunque delle situazioni in cui la volontà del popolo in qualche modo viene messa a tacere in modo che non è in modo violento. Professore esatto. Case, una repressione violenta, alla fine i morti furono migliaia e migliaia. Stava nella natura dell'istruzione politica dell'epoca che fosse così. Yalta aveva diviso l'Europa in due parti, quella che era dalla parte filo occidentale e quella che era dalla parte comunista. In realtà poco era rimasto dell'Europa all'Occidente, perché restava mezza Germania. L'Austria era dichiarata, diciamo, stato indipendente e neutrale per la volontà di tutti, sia di Stalin, sia di Roosevelt, sia degli altri, quindi poco territorio restava a chi aveva contribuito alla vincita della guerra, tutto il resto era in mano ai sovietici. E il patto di Yalta era un patto di ferro, quindi era la natura delle cose che l'Unione Sovietica aveva carta bianca per fare quello che aveva fatto. L'altro problema è che c'è una valutazione storica da parte di chi crea questa rivoluzione che pensa che la morte di Stalin abbia allentato quella, e di fatto c'era un rallentamento dell'imposizione. Stalin era un despota, era un tiranno, era uno che ha fatto più stragi. Lo era già prima di entrare in politica, perché il signor Stalin ebbe modo di si era rifugiato ad Ancona, arrivando con una nave dal Mar Nero. Si è rifugiato, aveva fatto praticamente i turni di notte su un alberghetto di Ancona, e io ci andai e vedi, ma memoria di Stalin, come mai? E dice, perché è stato nostro per 3 mesi, è stato dipendente di questa. Ha lavorato là. È una stagista, sì, era un stagista che è diventato stragista. Diciamo che l'attività di Stalin fu, rispetto a quella di Hitler, almeno 10 volte superiore, forse di più. Ci furono tutte le epurazioni che c'erano state prima del secondo conflitto e quelle che ci furono dopo il secondo conflitto. Ma la situazione del mondo era così, non è che gli Stati Uniti si potevano opporre. Gli Stati Uniti non erano in grado di opporsi a un esercito organizzato come quello sovietico, e dobbiamo dirlo però che la seconda guerra mondiale fu vinta dall'Unione Sovietica, poco fecero gli americani e tanto meno fecero gli inglesi. Quindi questa è una situazione di fatto dove gli ungheresi pensavano, ormai Stalin è morto, forse ce la facciamo, ma non volevano rifiutare il concetto di comunismo, volevano un comunismo più umano, e questo naturalmente alle gerarchie sovietiche in quel momento non andava e le conseguenze furono quelle. Quello che amareggia molto è la posizione del Partito Comunista, e in particolare quella di Giorgio Napolitano, che si schiera dalla parte dei sovietici, perché bisogna essere duri e puri nel comunismo. Quindi vigeva nella testa della gente di allora questa mentalità che oggi ci scandalizza, ma allora era normale che si pensasse che la rivoluzione sovietica sarebbe stata la rivoluzione del mondo operaio, del mondo dei contadini, del mondo dei diseredati. In realtà era esattamente tutto il contrario, e questo la guerra fredda ci fece conoscere un po' alla volta questa situazione, e la situazione cambiò al punto tale che la stessa Unione Sovietica
rivisitò tutte le sue posizioni staliniste, e chi ruppe definitivamente questo andazzo dell'Unione Sovietica fu Khrushchev, con tutti i limiti naturalmente che aveva, e non era meno duro e puro di Stalin, perché Khrushchev aveva sulla coscienza centinaia di migliaia di persone. Certo. Armand, cosa possiamo aggiungere ancora dopo dal questo? punto di vista storico penso che la vicenda sia indagata, vi sono posizioni che in qualche maniera sono ideologizzate, una certa sinistra non ha ancora metabolizzato l'evento, c'è il mondo capitalista che vede questo fatto come un fatto eroico. Io mi astengo dal dare giudizi di merito su chi avesse torto o chi avesse ragione, perché magari basta cambiare confine e si vede la cosa con occhi diversi. Credo che l'analisi più corretta sia quella del consigliere, e dobbiamo sempre tener conto che l'uomo aspira alla felicità, quindi la felicità passa anche attraverso la libertà. Nel momento in cui si va a comprimere la libertà delle persone gli si toglie la felicità, magari gli si toglie anche il denaro, gli si toglie la dignità, gli si toglie il senso d'appartenenza, in questo caso gli si toglieva la sovranità nazionale perché era stata in qualche maniera limitata, se non del tutto cancellata, la tradizione magiara, ed è normale che vi siano delle reazioni. I popoli, che io considero giovani perché hanno ancora tanti giovani, dell'Est Europa hanno sempre dimostrato un forte carattere da questo punto di vista. I giovani hanno saputo impegnarsi, hanno saputo anche rischiare la vita, perché appartiene ai giovani il futuro, ed i giovani debbono scegliere, conoscere e scegliere il proprio futuro. Lì hanno fatto una scelta, è stata una scelta che nell'immediato è stata dolorosissima, che però ha seminato per il futuro. Io mi auguro che i giovani si rendano conto che il futuro di schiavitù non è un futuro di felicità, in ogni angolo del mondo, indipendentemente che sia di destra che sia di sinistra. Bene, allora andiamo avanti con le ricorrenze. Il 24 ottobre 2017, scusatemi, 1917, sono passati 100 anni dall'inizio della battaglia di Caporetto. Allora la ricordiamo e introduciamo la cosa con questo breve filmato. 24 ottobre, 2 di notte. Insieme alla pioggia grandinano migliaia di bombe asfissianti all'acido cianidrico. Centinaia di noi trovano una morte atroce. Poi il bombardamento delle artiglierie. Vengono colpiti punti vitali, i comandi, gli osservatori, i centralini telefonici. I nostri 700 cannoni tacciono o rispondono a casaccio, perché non arrivano ordini da Badoglio, subito tagliato fuori col suo 27° corpo d'armata. Dappertutto scordinamento e confusione. Inevitabile lo sfondamento. Il piano tedesco, anche se facilitato dalla nostra inefficienza, è ben congegnato e messo in atto con grande precisione. Con una nuova tattica di attacco lungo il fondo delle valli, invece che sulle creste dei monti, le fanterie convergono a tenaglia su Caporetto, discendendo da Plezzo e risalendo da Tolmino. Speciali reparti tedeschi si infiltrano tra le alture. Tutti i capisaldi cedono uno dietro l'altro. Montenero, Kolovrat, Kuk, Matajur, Montemaggiore, Montestol, Monte Rombon, Monte Canino. Caporetto viene occupata il pomeriggio del 24. La sera stessa gli austro-tedeschi avanzano di ben 24 chilometri e raggiungono l'alta valle del fiume Natisone. Si spalancano le porte per Cividale e per Udine. Un disastro totale. Cadorna, mentre recupera in tutta fretta le divisioni che occupano la Bainsizza e rischiano di cadere prigioniere, tenta invano di arginare il nemico all'imbocco delle valli dello Iudrio e del Natisone. Il fronte isentino non esiste più. Gli austro-tedeschi straripano ovunque.
Finalmente, con colpevole ritardo, nella notte del 27 ottobre, Cadorna ordina alla seconda e terza armata di ripiegare sulla destra del tagliamento e alla quarta armata del Cadore di tenersi pronta per una ritirata sul Monte Grappa. Allora, questa è una delle battaglie storiche, sicuramente, c'è chi appunto la giudica come una disfatta. Ultimamente ci sono state anche delle valutazioni diverse, no? di questo momento storico. De Biasi, inizio da lei. Sì, diciamo che tecnicamente dal punto di vista militare non è una disfatta ma è una sconfitta, perché infatti poi cosa succede? Succede che l'esercito italiano arretra, Montegrappa e Piave, lì resiste e riparte. Quindi diciamo, la disfatta vuol dire quando poi l'esercito si sfalda ed è finita. Cioè, questa non è una disfatta, sì, termini diciamo un po' retorici, altisonanti, una disfatta per tutte le perdite, per tutto quello che è successo, per la colpa dei comandi generali, in particolare Cadorna, che poi verrà anche sostituito. Da questo punto di vista, ma da un punto di vista non perché io sia un esperto militare, ma insomma è stata una pesantissima sconfitta, questo sì, è una pesantissima sconfitta e dimostra, come spesso succede nella nostra amata storia patria, che i dirigenti, chiamiamoli così, coloro che sono a capo, sbagliano e vengono puniti in ritardo, eccetera. Quindi giustamente una parte della storia, recentemente, che ha rivisitato tutta la vicenda di Caporetto, la ritiene una sconfitta pesantissima, tant'è che poi abbiamo quello che la ritirata sul Piave e poi ci si riorganizza e si riparte e poi si vince. Certo, perché sennò, sì, certo, il 24 ottobre del 1917 è stata una batosta, questo senz'altro. Certo, quello che poi sicuramente ha pesato l'interruzione delle comunicazioni, per cui i nostri soldati non avevano più ordini e il numero anche dei prigionieri che furono fatti. Poi lì c'è tutta la vicenda anche che ci sono, ad esempio, tante testimonianze che non sono ancora state lette, cioè poi quando Cadorna incolpa i militari di essersi arresi, bisogna vedere perché. Certo. Cioè, certi motivi che hanno, infatti era quello che dicevano, appunto, la mancanza di comunicazione a Zalin. Insomma, poi l'esito anche di un'impreparazione che insomma caratterizzava le nostre forze, insomma, in quel conflitto bellico, insomma. Ma quello che è importante sottolineare, oltre alle cose che diceva prima che mi ha preceduto in qualche modo, è cosa significò Caporetto. Cioè, se sul piano militare fu una disfatta, Caporetto è anche sinonimo, cioè è lì che nacque quello spirito, diciamo, nazionale, quel senso di appartenenza che fece reagire il popolo italiano attraverso proprio la solidarietà che si espresse anche in chi combatteva al fronte, che poi ebbe modo di ripartire dopo la ritirata sul Piave. Cioè è lì che nacque proprio quel forte spirito di appartenenza, perché si vedeva anche l'Italia in pericolo, per cui a reagire non furono solo le truppe al fronte che reagirono, diciamo, sul piano militare, ma ci fu una solidarietà che si espresse e che, diciamo, in qualche modo fu l'elemento che ha caratterizzato anche lo spirito di un popolo. Insomma, ecco, sotto questo profilo la rilettura di quell'avvenimento assume questo carattere, diciamo, quasi sociologico, insomma, un po' che ha caratterizzato la nostra storia. Certo, Erika Baldini, una giovane, allora lei anche a sentire i racconti, no? Perché qui sono racconti di chi ha vissuto questi momenti, sono degli avvenimenti che è importante da ricordare, ma sono veramente lontani. Il termine Caporetto c'è ancora oggi e si ricorda anche in ambiti, insomma, non propriamente bellici, non strettamente di guerra, però chiaramente ha fatto scalpore, quindi è una cosa che si ricorderà probabilmente per sempre, fino alla fine della nostra storia italiana.
E quello che mi viene da dire guardando le immagini è che sicuramente saranno state migliaia di morti, però si trattava di una guerra, quindi sempre di un momento di combattimento. Ecco, vediamo le immagini con strumenti ormai datati, certo. Quindi sembrano oggi si mandano i droni, no? Esatto, sembrano veramente immagini di un'altra epoca, di un altro millennio. Oggi invece con pochissimo, con poche strumentazioni ma più intelligenti, più efficienti, si riesce a fare tanto di peggio, ed è quello che dobbiamo interrogarci sull'opportunità o meno di dar seguito ad armi di distruzione di massa. Certo, sicuramente il messaggio che deve arrivare da queste immagini è quello di dire, ma anche poi ci si domanda, ma perché? No? Borona, perché si è fatta una guerra così, no? vorrei rispondere, ma potrei tirarmi le ira di tutte, perché risposi così a una domanda identica alla mia insegnante di italiano ancora alla maturità, quando mi disse perché fu fatta la prima guerra. Io dissi era la continuazione dell'opera di Garibaldi, fatta l'Italia bisognava fare gli italiani, ma lo dissi provocatoriamente perché era una guerra evitabile, cioè ormai la storia l'ha analizzato, no? Quello che è venuto dopo è stato analizzato e molti storici hanno detto come era evitabile questa guerra. Sono i documenti? Sì, come era evitabile, ma in qualche modo si è spinto affinché ciò succedesse. Sappiamo tutti che lo scontro crea unità. Ecco, questo è un po' quello che potrebbe essere venuto. Poi quello che ci rimane però è ciò che è successo, e noi se e i ma, e ciò che è successo è qualcosa di veramente struggente, perché è vero che da una sconfitta può nascere una vittoria, come ho sentito prima, no? Il Piave, qui non passa lo straniero e si continua, però sul campo sono rimaste intere generazioni. Sul campo sono rimaste intere generazioni, molto spesso per la follia e la smania di potere che troppo spesso nel mondo governanti del momento, situazioni del momento, portano i propri popoli a battaglie che non servono a nulla, perché poi alla fine non raggiungono nessun obiettivo. Io mi auguro e spero sempre che la storia serva come maestra di vita, e che in qualche modo, quando si guardano queste immagini, si ricordano queste date, qualcuno guarda lì e dice ma forse c'è una via alternativa, che è quella del confronto, che è quella della democrazia, che è quella di rispettare anche le idee altrui, e di rispettare anche quando le idee altrui possono essere manifestate con atti ufficiali e ovviamente legali, legittime. Certo. Questa è l'unica possibilità che abbiamo per determinare che certe cose non possano succedere. Se poi l'ottusità ideologica invece viene posta come io ho ragione, tu hai torto, arriviamo a quei livelli lì. Certo. Jessica Rostellato, un periodo in cui la vita umana e vita dei soldati alla fine forse contava ben poco per i comandanti. Sicuramente, come è stato detto, erano guerre completamente diverse da quelle che abbiamo adesso. In quel periodo storico la guerra era fatta a piedi, erano i fanti che erano in prima linea e andavano proprio a morire, nel senso che si mettevano, difendevano proprio con il loro corpo il paese. E penso che questa battaglia sia rimasta nella storia perché nel giro di pochissimi giorni alla fine morirono decine di migliaia di persone da entrambi gli schieramenti, poi in realtà, perché non solo dalla parte italiana ma anche dalla parte austriaca decine di migliaia di morti, prigionieri, feriti. Tra l'altro vorrei ricordare insomma che anche qua furono protagonisti anche qua i giovani, perché proprio nel 17 furono arruolati i famosi ragazzi del 99 che in molti casi
non avevano neanche compiuto i 18 anni e che diedero anche loro la loro vita, ma anche il loro entusiasmo, nel senso che, affiancato comunque magari anche alle conoscenze dei più anziani, misero anche l'entusiasmo che poi probabilmente riuscì anche a portare quella ripresa, anche quella voglia di ripartire poi nelle battaglie successive. E quindi anche in questo caso appunto il protagonismo dei giovani fu sicuramente importante, e purtroppo molti di loro persero la vita in quel conflitto. Certo, ecco, forse un aspetto che non sa, professor Case, noi che cosa ci facevamo lì? Cioè, la nostra era una guerra difensiva o offensiva in quel momento lì? Diciamo gli alleati, cioè francesi, inglesi, italiani e a quell'epoca intervengono anche gli americani, diciamo per gli altri era una guerra difensiva. Noi avevamo applicato una guerra offensiva, cioè noi abbiamo attaccato l'Austria con le famose 3 spallate. 3 spallate arriviamo a Vienna, diceva Cadorna. Ma Cadorna aveva poco il senso della realtà. E soprattutto c'è un altro detto di Cadorna: costano meno i soldati delle armi, delle bombe, quindi mandiamo avanti. Terza operazione, desertifichiamo il sud, che è un vecchio progetto sabaudo, quello di perseguitare i meridionali, e allora li mettevano come fanti e le chiamavano la fuffa, perché tanto questi dovevano andare avanti e comunque proteggere, come si diceva prima, la patria col proprio corpo. Questa è la cosa più tragica. Ma quello che cambia, perché nemmeno l'esercito austriaco era forte, perché l'esercito austriaco chiaramente mandava gli italiani, per esempio quelli che vivevano a Trento, li mandava a fare sul fronte russo, e invece i rumeni li mandava, oppure gli ungheresi li mandava sul fronte italiano. Ma l'unità dell'impero a quell'epoca era molto fragile e i soldati non erano molto decisi a sacrificarsi. L'altro aspetto è che il 17 tutti gli eserciti sono ridotti allo stremo, soprattutto questi francese e italiano, perché è una guerra di posizione e non sono abituati a pensare che ci può essere un attacco. Quando avviene l'attacco, e qui sono i prussiani che vengono, perché sono circa 50.000 prussiani che si vengono distaccati sul fronte del Carso e attaccano di sorpresa e riescono a prendere alle spalle le trincee italiane. E gli italiani, da molti scritti, lettere mandate a casa eccetera, sono contenti di finire la guerra. Questo è. Allora quando poi alla fine del conflitto inventano la canzone del Piave, Mormorò e poi non avanza lo straniero, è tutta una balla storica, perché la canzone del Piave nacque alla fine della guerra e forse neanche fu diffusa più di tanto, perché a loro mezzi di comunicazione per diffondere la musica era abbastanza complicata, e fu un disastro annunciato, perché Cadorna evidentemente non aveva idea di quello che stava facendo. È vero che aveva preparato, forse in cuor suo già sapeva qualcosa, immaginava una seconda linea di difesa poi sul Piave, e sarà quella che servirà poi a fermare l'avanzata dei prussiani, degli austriaci. Questo abbandono rapido del fronte nuoce ai prussiani e agli austriaci, perché perdono i collegamenti. Quindi si trovano dei soldati che arrivano al fronte, praticamente al Piave, ma non hanno approvvigionamenti. Quindi sperano di poter prendere i vettavagliamenti che arrivano dagli italiani. E quindi c'è veramente una situazione tragica. È una guerra che non ha nessun senso, se non il senso di usare le armi, perché ormai lo sviluppo la rivoluzione industriale è quella che motiva l'inizio di questo conflitto, e che poi naturalmente sarà la fase determinante per il crollo di tutti i sistemi imperiali. Io credo che il Medioevo finisce con la Prima Guerra Mondiale, finiscono l'impero asburgico, finisce l'impero prussiano, finisce l'impero ottomano, finiscono tutti.
sopravvive il Regno d'Italia, ma poi abbiamo visto Mussolini mettere da parte Vittorio Emanuele III e fa quello che vuole. Certo. Armand, cosa dice? Dico che deve essere commemorata una ricorrenza come questa. Tutti dovremmo fermarci per 10 minuti a pensare alle sofferenze che ingiustamente sono state inflitte a migliaia di persone in una guerra d'aggressione che non aveva nessun senso, perché la nostra è stata una guerra oltretutto un po' vile, perché l'abbiamo dichiarata in un contesto non propriamente trasparente come d'altra parte di tradizione diciamo italica in quel periodo successivamente, ma una guerra fatta per avanzare delle pretese territoriali. Allora Trento e Trieste giustificavano tutti questi morti, giustificavano queste carneficine. Ecco, questi sarebbero gli interrogativi che ci si dovrebbe porre in questo momento, ed io che ho fatto il servizio militare negli Alpini rabbrividisco quando anche l'altro ieri ho partecipato ad un evento commemorativo dove viene esaltato il valore dei soldati. Certo, il valore dei soldati c'è stato perché? Perché non potevano arretrare, ci sono state decimazioni in massa, ci sono state attività di repressione da parte dell'Arma dei Carabinieri che di fatto assolveva il compito di polizia militare, tremendamente violente e volute dai comandi italiani, comandi che erano quasi esclusivamente fatti di generali piemontesi che avevano una visione dell'Italia ancora attaccata all'espansione sabauda, quindi come qualcuno correttamente prima ha detto, una volontà di sterminio nei confronti dei ribelli meridionali, ma anche nei confronti dei veneti, perché le tre situazioni dal punto di vista politico-sociali difficili nel contesto italiano erano il Sud Italia, la Calabria specialmente, la Sardegna ed il Veneto, sempre inquieto e sempre alla ricerca di una propria rivendicazione di libertà. E se noi guardiamo la composizione delle armate al fronte troviamo calabresi, sardi e veneti. Pochissimi sanno che nella prima guerra mondiale il 30% dei soldati al fronte erano veneti ed il 40% dei caduti erano veneti. Allora che cosa ha perseguito la politica diciamo sabauda in quel periodo? Un obiettivo quasi da etnocidio, cioè ha tolto alle zone turbolente dell'Italia la classe portante che era fatta dai giovani. I migliori giovani, quelli non riformati, sono rimasti in quelle trincee. Il Veneto lì ha lasciato la propria classe portante, come l'ha lasciata la Calabria, come l'ha lasciata la Sardegna. Su questi punti sarebbe molto da riflettere. Certo, vi è l'aspetto che, questo è fin quasi banale, nella trincea si crea fratellanza. E beh certo, se mi devo salvare la pelle non ha altra soluzione. Se davanti a un nemico che mi spara, ancorché in molte occasioni nel corso delle 11 battaglie gli stessi austro-ungarici avessero più volte invocato gli italiani basta avanzare, non vi vogliamo più sparare, e questo è storia, è riportato anche in cinematografia non censurata, ma alle spalle avevano i fucili italiani che gli impedivano di arretrare, a quel punto la fratellanza si è creata per forza. Ma non vediamolo come momento eroico, dobbiamo riflettere su quello che è accaduto e riflettiamo anche sulle migliaia di decimazioni che ci sono state dopo per riorganizzare l'esercito italiano. Non dimentichiamoci che a Treviso addirittura il drappello dei carabinieri si è ribellato all'ordine di continuare a fucilare militari che tornavano indietro. Generale Graziani, a tutti noto come macellaio, poi certo, comandava questa opera di riorganizzazione dell'esercito italiano, che è stato riorganizzato col sangue degli stessi italiani. Ma non solo, la brutalità repressiva della disciplina dell'esercito italiano è giunta al punto che vi era un ordine che vietava gli aiuti ai prigionieri italiani, cioè coloro che erano in carcere italiani, militari o civili, sono stati fucilati anche civili sospettati perché di confine di essere dei collaboranti, e sono stati privati addirittura degli aiuti inviati dai familiari, rendendo quindi la vita in carcere un vero e proprio inferno. Questo per ristabilire un timore assoluto nei confronti del potere centrale. Questa è la storia, il resto è retorica. Certo.
Certo, grazie Almane. Posso aggiungere, perché mi ha fatto venire in mente su quella questione dei lideri, perché allora nei trattati internazionali i prigionieri italiani che erano in Austria o in Germania dovevano essere alimentati, mandati delle derrate alimentari dall'Italia e viceversa gli austriaci mandavano i prigionieri austriaci in Italia. Cadorna bloccò qualsiasi rifornimento ai campi di concentramento italiani, quindi gli italiani morivano letteralmente di fame e gli austriaci non avevano nessuna intenzione di sfamarli. Ma non avevano neppure per loro gli austriaci, proprio per la ragione detta di questa avanzata repentina. I campi di concentramento, gli italiani non potevano avere derrate alimentari e morivano letteralmente di fame, tant'è che il Papa organizzò dei treni speciali con le offerte dei fedeli, dei cattolici, per mandare attraverso la Svizzera queste derrate alimentari agli soldati italiani che erano prigionieri degli austriaci. Questo è il dramma, ma questo veniva diffuso come notizia. Attenzione, se voi vi rendete di là, comunque morirete. E quindi questo per creare un amore patrio un po' più consistente. Certo. Allora, il tempo scappa via, adesso andiamo in pubblicità, torniamo, l'ultima ricorrenza Wall Street e poi passeremo al referendum. Hanno anche alimentato gli italiani, ma non ne avevano per loro.